La Senza raga, tutti al carico. comandante veneziano, siamo alla metà della giornata 7 delle Olimpiadi, siamo verso la fine con un medagliere che purtroppo non ci sorride. E Abbiamo un abbiamo clima due festoso discipline di oggi. È biathlon vero, il individuale, pubblico che le facciamo eccezionale, qua, dopo la Mass tifosi Start che le eccezionali. facciamo su Winter Game, due di snowboard, e poi vediamo se c'è avanza tempo per altri per cominciare la giornata 8. Raga, poco da fare, se vogliamo vincere il medagliere bisogna Questa è cominciare la a sua fare partenza. medaglie. Vediamo in che forma si presenterà oggi. Devo cominciare a pompare, ragazzi, se vogliamo portare a casa qualcosa di bello. Devo stare iper concentrato, ma proprio iper. Non voglio sprecare neanche un po' di energia, sinceramente. Una velocità convincente. Sì, se dopo avrà ancora delle Stai riserve buono. nascoste, potrà aspirare ad un buon piazzamento. Buono. Stiamo andando molto bene. Non voglio sbagliare nulla adesso, però, eh. In pista finora è stata molto Mamma mia, convincente. tempo Vedremo divino. adesso come se la cava con la carabina. Anche questo. Altro centro. Calma. Ah, senza errori riprende la gara. Veloci e perfetti. Dopo una giornata da quella precedente veramente disastrosa per noi. Guarda questa! Guarda questa! Guarda questa! Adesso mi tocca fare più strada. Calma, come non voglio. Proprio adesso non mi posso permettere più nessun errore, neanche il minimo, purtroppo. Vai, Kume. Bravissimo. Genialata veneziana, genialata. Dai, Kume. Portaci la gloria eterna. Buon ritmo adesso. Mamma mia, che Ah, tempo. Fantastico. Fa un po' lungo, ma va bene così. Mamma mia, non ho mai fatto un tempo del genere. Vedo addirittura quelli là. Relax, Kume, relax. Sì, sembra che sia completamente tranquilla. Calma. Proprio per il tiro in piedi è necessario mantenere una mano ferma. Il primo è andato bene. Ah. Adesso un altro. tiro Diocca. sbagliato. Un errore. Credo che possa sopravvivere. Non ci credo. La gara perfetta, sbaglio l'ultimo tiro. Incredibile, sto sport è pazzesco. Sto sport è qualcosa di incredibile. Ero tranquillo, ho fatto tutto perfetto. No, devo sbagliare l'ultimo. Dopo l'ultima volta ci sarà tanto fondo, devo cominciare a svegliarmi anche sul fondo perché non è chiaro che è impossibile vincere queste Olimpiadi. Avevo fatto la gara perfetta, ma ovviamente dovevo sbagliare. Ok, grandissimo. Era oro sicuro senza lo sbaglio. Adesso vediamo. Così. Veramente un tempo da Una urlo. prestazione fantastica. Sì. Sì, ci ha fatto assistere ad una gara Gold medal, straordinaria. massacrati chiunque. Ti prego, non Norvegia seconda, però. Sì, sì. Dai, cazzo, dai, cacchio, dai che ci siamo. Italia 1. Finalmente un gran oro. Porca miseria. La Russia torna protagonista con un bel argento. Corea e Cina per il bonus. Squadra ospitante. Bronzo. Ok. Fiori, sono bello carico adesso, eh.
Benvenuti alla gara di biathlon di Cesana San Sicario. Vai, vai, vai. Chissà a cosa starà pensando in questo momento. Si parte. Partenza non bella. Quando la partenza non è bella è più difficile. Relax, come relax. Mamma mia, che oro pesante. È chiaro che il bonus norvese è pericoloso. Ecco, non cominciare a stancarti. Vedi, a volte fai le stesse cose, ma si stanca di più. Incredibile. Ottimo. Vediamo se sono veloce come... La gara di prima era veramente perfetta, eh. Ho fatto la gara perfetta prima. A parte quel colpo. Sta mantenendo adesso un ritmo elevato. Speriamo che Servono venga ori, la sua ragazzi, condizione. servono ori. E Norvegia che non deve fare argento perché comunque per il bonus è oro. Quindi doppia difficoltà, ovviamente un brutto ritardo di ori rispetto agli avversari. Sembra un po' meno veloce, però vediamo perché magari anche gli altri sono più lenti, non è detto. In pista Infatti, finora è stata siamo più molto lenti. convincente. Vedremo adesso come se la cava con la carabina. Si comporta molto bene. Adesso Sono un teso, altro. sono teso perché sono Senza costretto a errori. fare tanti ori. Eccezionale. Veramente eccezionale. Dai, Beppe. Dai, come qua puoi pompare un po', non stancarti troppo, però siamo un po' più lenti rispetto a prima. Sta dando il meglio di sé. Lo si vede. Il pericolo è ovviamente che alla fine resti senza fiato. Molto bene. Molto bene, molto bene. Qua recuperiamo secondo me. Eccezionale. Ok, ma non posso permettermi di errare il tiro però stavolta. Siamo in forma oggi. Guarda che linee anche. Mamma mia che linee. Vabbè, ma è esagerato veneziano oggi. Un'ottima gara Sì. finora. Adesso l'ultima sessione di tiri. Come non far cappello. Il primo è andato bene. E centro? 3 centri. Continua così. World class, world class. Ed è un altro oro, porca miseria. Salvo miracoli degli avversari. È un altro oro. Mamma mia come siamo partiti adesso, nella seconda parte della giornata 7. Buono. Possiamo tirare che abbiamo la discesona. Dai Kume, portaci a casa il secondo oro. Siamo più lenti però, eh? No, forse no, forse Una no, 3,52. ineccepibile. Senza errori al tiro. E poi questa corsa. Eccezionale. Non ci credo. 3,51. Incredibile. Non è nulla è scontato. Ti prego, la Norvegia. Canada, Italia, Russia. Dai, va bene, però perdiamo l'oro. Incredibile. Ho fatto una gara perfetta, ma non basta. In Russia si becca anche il bronzo. Va bene. Raga, parallelo di snowboard maschile e femminile. C'è tensione, Beppe. Abbiamo... Cioè, praticamente la... Cina, ragazzi, Corea e Giappone. È pazzesco. Che roba. Vai, raga. Vediamo cosa combiniamo. Vai.
mia. Non è facile. Presa per poco, mamma mia. Ma la Cina può fare un casino di medaglie. Siamo veramente quasi a pari merito, mi sembra. L'ho rischiata qua. Mamma mia. Sì, di pochissimo. Ok. Ah, ok, quindi il bronzo ce l'ho già. Bronzo Belgio, quindi non fa super mega medaglie. Dai, contro il Giappone e contro la Cina praticamente. Vai. Per l'oro, ragazzi, per l'oro. Qua siamo forti. Abbiamo vinto di poco contro il Belgio. Però stiamo andando bene, dai, Kume. Può essere l'inizio della nostra grande rimonta. Yes, yes, yes! E arriva l'oro, arriva l'oro. Grande oro italiano. Perfetto, Giappone. Argento. Cina, argento. Belgio. Che comunque sta prendendo medaglie il Belgio in queste Olimpiadi invernali. Incredibile. Oh yes, baby. Oh yes. E adesso devo ancora prendere l'oro. Parallelo. Fa schifo. Godo. Abbiamo Slovenia, Svezia e Cina. Perfetto, godo. Dai. Però non possiamo fallire. Abbiamo dimostrato di essere i più forti. L'abbiamo ampiamente dimostrato. Però ogni gara è a sé, da quello che avevo visto in Olimpiadi. Quindi abbiamo visto anche nella combinata a squadre. Su step o step. Ho fallito un oro sicuro. Relax, relax. Oh yes, baby, è il finale. Qua del taleggio veneziano. Ok, Cina, piazziamo già il bronzo cinese. Italia-Svezia, the final. Ok. La Svezia comunque è forte. E basta comunque il minimo errore, salutiamo tutto. The Flume good. Calma. Yes, yes, it's in the lead. E vai, terzo oro di giornata, raga. Svezia, argento. Godo. Snowboard parallelo, siamo i padroni, cazzo. Siamo i padroni assoluti. Vai ragazzi.
Si parte col Mustard. Vediamo che schia la Norvegia. Vediamo la Germania. Polonia, Svezia, Polonia. Partenza non proprio eccitante. Di là Polonia. E la Norvegia. E anche la Norvegia. Diciamo che la partenza non è mai semplice, ma poi al tiro diamo il meglio. Attenti perché comunque se la Polonia barra Norvegia arriva seconda è comunque oro, quindi è pericolosissimo il must-start del Pechino 2022. Queste due gare sono importanti. Non dobbiamo fallire noi, soprattutto non deve vincere la Norvegia. Ok. Siamo tutti vicinissimi, questo è importante. Va bene, non sono preoccupato per il momento. Dai Cuba. Dai. Buono, adesso sono soddisfatto. La Svezia è prima, Polonia seconda, ma comunque oro anche per la Norvegia. Anzi solo per la Norvegia, perché la Polonia si prende la medaglia di riferimento, la Norvegia che ha il maledetto bonus, che però ci porta ad avere un'Olimpiade strepitosa. Dai Cume, siamo ultimi, non stiamo facendo una gara brillantissima, eh? Adesso andiamo nel nostro punto forte, sparare. Ok. Vai Cume. Vai. Perfetto, adesso non so come sono andati gli altri, ma... Siamo primi ragazzi, siamo primi. Ok, solo la Svezia ha sbagliato, la Polonia è seconda. Quindi questo vuol dire che anche la Norvegia è seconda e questo vuol dire che è comunque oro Norway. Però veramente al tiro siamo devastanti. Dai, spingi. Non dovrebbero mancare tante discipline del biathlon, non penso sia l'ultima, forse manca poco comunque. E dopo si va di fondo. Dai ragazzi.
Buono. Il vantaggio è importante. Il vantaggio è molto importante. No, cannata qua. Cannata qua. Sta arrivando la Polonia barra Norway, sta arrivando. Purtroppo abbiamo scelto la Polonia, sempre la meno forte, la meno blasonata. Quello che mi avevo mai beccato la Norvegia veramente, cioè, pazzesco. Dai, 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 dai. Corri, come corri. Una bella discesona. Vai. Il curvone ultima salita. Buono, 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 buono. Cannato. Si può arrivare un grande oro ancora. La Polonia sta spingendo, la Polonia-Norway, la Norway. Dai. Noi non dobbiamo fare il nostro ed è oro. Bisogna capire, dobbiamo sperare nell'errore norvegese. Anzi, nell'errore polacco barra norvegese. Merda. E sbaglia la Norvegia. Se non sbaglia la Germania sarà argento tedesco. Dai Germania. Sbaglia la Svezia, la Germania fa giusto. Oh yes. La Norvegia, sì. Minchia. No! Sì, non è oro per la Norway, ma è oro nostro. È oro nostro, un altro oro. Giornata memorabile per lo sport azzurro oggi. Quarto oro. Ci siamo tornati, Vediamo però per sicurezza. Che se teoricamente. Ok. Quarto oro, un argento. Germania. Argento. E Polonia. Bronzo. E ovviamente argento per la Norvegia, perché comunque la terza la seconda. Quindi insomma sappiamo che nel biathlon ha sempre medaglia la Norway. Ok. E adesso abbiamo il must start uomini. Poi ci cominciamo probabilmente anche la giornata 8. E la 9 sarà lunghissima. La giornata 9 sarà divisa in 2/3. Welcome to paradise. Vai. Abbiamo Svezia, Gran Bretagna e Canada, quindi sarà la Gran Bretagna e la Norvegia in questa qua, che sicuramente è la meno forte dell'otto. Dai. Lasciamo beccare la Norvegia come bandiera, sarebbe un po' più semplice per i cani. La Gran Bretagna è sicuramente la meno nobile.
Che giornata, ragazzi. Che giornata per lo sport azzurro. Stiamo andando anche bene, eh? Very good. Dai, figli, dai. Vogliamo il quinto oro. Che Italia, signori. Che Italia oggi. L'importante è che non prenda l'oro la Norway. Dai ragazzi, dai. Corri, Forest, corri. Checkpoint. In third place, Italy. Se parlo poco, ragazzi, io sono concentrato. Seconda parte che non mi sta piacendo del primo giro. Facciamo fatica adesso. Ogni gara sappiamo che è diversa. Dai, dai, sveglia. Adesso vediamo il poligono, speriamo in tanti errori per la Great Britain barra Norway. Ottimo. Sbaglia il Canada. Sbaglia anche la Gran Bretagna barra Norvegia ed è veramente un colpo importante per noi. Mamma mia, cosa stiamo creando. Vai. E adesso si vola. Anche il Canada sbaglia, siamo in lotta solo con la Sweden. Ma siamo forti su questa disciplina qua. Raccomandone, dai. Concentration, please. In first place, Italy. No. Per la sbavatura abbiamo un vantaggio immenso. No. Aspetta, si sta avvicinando, attenzione. Molto vicina. La Britannia è disastro.
Salitona prima del curvone. Vai venezianone, dai. Checkpoint. Ottima discesa. Italy. Adesso basta sparare come sappiamo ed è oro sicuro. Fatto malissimo la Norvegia che si beccherà il bronzo, perché se becca il bronzo se l'ha di diritto. Ok. Non è lontano lo svedese, ma noi il tiro di solito non falliamo. E vengono a prenderci loro. Bestia pulitissima. Andiamo al Canada. Mi sbaglia ancora. Benissimo, benissimo. Oro pulito, perfetto, beffardo, atrocissimo. Un altro grandissimo oro. Che giornata. Quinto oro. Che giornata. Che gol. Ovviamente tutti ori tranne un argento, pazzesco. Cioè, veramente it's incredible. Vedete la classifica. Alla fine la Gran Bretagna si è presa il bronzo e quindi vuol dire la Norvegia l'argento comunque. Quindi tanti due argenti. Svezia, argento. Non me l'aspettavo. Il Canada fuori da tutto. Ragazzi, snowboard, snowcross, maschile e femminile. Cominciamo col femminile. Finito il biathlon comunque. Finito il biathlon e finiamo comunque bene. Quindi il biathlon è andato per quest'anno. Anche lo snowboard è una sfida essere forte. Speriamo di continuare. Vai. Ottima partenza. Salto non perfetto purtroppo. Chiaramente la Norvegia non ci deve essere per forza. E si pompano. Attenzione però. No, brutto errore. Dio Christian, se non si dice. Erroraccio. Pensavo più facile. Male, male, male. Ormai è andato. Bei salti anche adesso, ormai è andata la gara. Peccato, neanche una macchia fottutissima medaglia. Male, male, male. Slovenia, Francia, USA. Francia. USA. Ok. Peccato, senza la caduta non lo so. Forse l'oro la vedo duretta, eh? Vai. E dopo abbiamo altre discipline su steep e chiudiamo la giornata. E poi ragazzi, la prossima si parte con il sci alpino vero e proprio. Quindi non a squadre o combinata. Toc, toc. Vai. Ottima partenza. Ottimo salto, dai. Concentration, please.
Bravo, come. Buono. Anche attenzione per ragazzi, siamo nella grande possibilità di dire una cosa importante nel sci alpino vero e proprio. C'è il bonus Austria invece che è veramente regina, con lo stesso bonus che è la Norvegia, nel senso, mamma mia, che se argento e oro, se è bronzo e argento, se è 4. E si va a vincere, si va a vincere. Altro oro, mamma mia, spettacolare sta Italia. Medagliere forse ci torna a sorridere. 6 ori, Belgio, Austria. O Belgio, show. Austria. Ok, perfetto. Salutiamo anche Ski Cross. Ragazzi, andiamo. Successo, stava andando Con bene. il Big Air, vai, ho fatto un po' di allenamenti, non sto andando male. Adesso però è quella decisiva. Oh yeah! Dal manicomio con un quadruplo takedown Vediamo. pazzesco. Contento cazzo. Primo. Incredibile primo ragazzi. Al posto dell'Italia ovviamente devo mettere la Norvegia e la Cina, quindi mettiamo sia Norvegia che Cina. Vai. Seconda prova. 3 manche sono, ok. Vai cazzo, cosa ho fatto? A caso. Vai. Che salto enorme, vediamo se riesce a sfruttarlo a dovere. Punti Godo. assicurati con un incredibile quadruplo backflip. Ha dominato quel tracciato. Fenomeno ragazzi. No, siamo secondi però. Siamo secondi. Non ci vedo poter prendere una medaglia ancora fuori dello snowboard della mia disciplina, che faccio solo medaglie su medaglie. Vai. No. Chiude lo strepitoso triplo backflip con un atterraggio perfetto. Che sfortuna. No. Speriamo non comprometta un buon punteggio. Non ci credo. Oh, che classe! Oggi ha lanciato una vera e propria sfida a tutti i partecipanti. Meno male, arrivo Una sempre. prova davvero incredibile. Non ci credo. Potevo giocarmi loro, sono una pippa. Repubblica Ceca, Italia. Ceca. Non ci credo. Rep Ceca. Italia. Sono medaglie su medaglie. E Francia. No! Abbandona. Riandiamo. Vai. Anche nel Big Air, combattetelo come volete. Mi sto gasando, mi sto gasando. Incredibile! Diciamo che siamo tranquilli. Dove arriva con questo salto? No. Un quadruplo backflip. Sì, atterraggio 1008. perfetto. Germania, Italia, Polonia. Non c'è la Norvegia, non esiste quella Norvegia, ragazzi. Crediamoci, l'oro non è impossibile. Esce dal kicker con una grande accelerazione. Passa al corpo. Vediamoci, non ho bonus però. My god, che cuba, signori. Siamo, insomma, la Germania. Grande Deutschland. Piace tentare il miracolo dei miracoli. Lotta contro la forza G. Vai. No, questa è un'impresa. Questa è un'impresa! Signore e signori, Oro! cosa Mettiamo abbiamo l'oro visto? che su step! È stato incredibile. Sì, cazzo. Qui si è raggiunto veramente un altro livello. Il suo è un messaggio chiarissimo a tutti gli avversari. Sì. Non ha affatto voglia di scherzare, proprio per nulla. Grande cacchio, Germania, argento, Fantastico! Polonia, bronzo. Mamma mia, mi sto
veramente conquistando il medagliere, incredibile. Siamo risorti, siamo risorti. Adesso abbiamo uno ski cross. In pochi riescono a essere tanto concentrati e focalizzati sull'obiettivo. Se volete sapere cosa It's incredible, progressi. Progressi. Che cazzo sto a dire? Allora, ski cross. Dov'è? distingue un campione da tutti gli altri, tenetegli gli occhi addosso. No. Snowboard cross. Però, con gli sci. Vai. Ok ragazzi, ok. Qua però io direi che possiamo inserire sui 4 la Norway. Potremmo fare Norvegia al posto della Gran Bretagna. Mi sembra corretto per dare la chance. Su 4 mi sembra giusto. Continua. Vai. Germania, argento. Sì, qua la Norvegia si può stare benissimo. E riproviamo ancora, sempre così, con la Norvegia che la Gran Bretagna. Che errore che ho fatto, zio. Vai. Brutto errore. Ma perché? No vabbè, vaffanculo però, dai. Ma dai, ma perché sta roba? Niente, ho tante grandi medaglie. Adesso la Norvegia deve avere qualche bonus, semplicemente per il fatto che sono finiti i bonus della Norvegia. Diciamo che non c'è, diciamo, il biathlon a 4 dove ce l'ha, non ci sono più, diciamo, nel pattinaggio che sempre siamo in 4. No, disastro qua comunque, disastro. Questa era un po' capace. Mamma mia ragazzi, non capisco dove sbaglio. Dai, ci sta, dopo tante grandi medaglie. Quindi niente, la Norvegia ha un po' finito, diciamo, dal punto di vista della disciplina 4 con inserimento norvegese, il pattinaggio, quello di Nagano, che però ho già fatto. Quando arriveremo al 9° giorno, quindi non c'è ancora medagliere, con le medaglie appunto. Un po' un disastro. L'oro della Norvegia. Ed è ancora purtroppo la Norvegia, incredibile. Rialza la china la Norvegia con 2 ori. Germania ancora argento. 4 argento di giornata. E Canadian pronto. Niente raga. Adesso andiamo con col medagliere. È stata una giornata veramente pazzesca con tantissimi ori per l'Italia. E nella prossima arriva lo scelpino, dove invece non c'è il bonus Norvegia, c'è il bonus quello solito, ma c'è il bonus Austria. Quindi il bonus Austria sarà identico a quello della Norvegia, però insomma c'è, quindi bisogna fare i conti anche con questo. Ragazzi, la Norvegia non molla, 15 ori a testa, 15, ma vince la Norvegia per questo momento per gli argenti. 35 totali contro le 30 della Norvegia, sfida incredibile, molto distaccate, Germania, Austria e Stati Uniti. Quindi siamo in una lotta a 2, che rispetto all'anno scorso
Cioè, rispetto alle Olimpiadi di Pyeongchang che ho fatto io, sono molte più medaglie d'oro per... penso che la proiezione è di più sia per Italia che per Norvegia e Stati Uniti, invece indietro e come proiezione sono molto... E niente, diciamo che ha fatto la Cina sempre là, diciamo sono stati grandi passi con la Gran Bretagna, è salita un po'. Per il resto tutto abbastanza regolare. Allora adesso abbiamo... Iniziano ragazzi le discese libere, Super G slalom gigante femminile e poi si va con la giornata 9 ragazzi, qua se la divisa in più giorni con tantissimo sci di fondo e soprattutto le discipline alpine maschili. Raga, un saluto dal comandante veneziano, Olimpiadi mostruose. Ciao!